Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Veneto. Porta in tavola la salute. Amici, portiamo in tavola la salute grazie a Dopo Veneto. Siamo in cucina insieme a Renato Maggiolo. Allora Renato, oggi di che cosa ci parla? È momento di insalate questo, e quindi parliamo di insalate, termine molto vago che indica tante cose, ma noi intendiamo soprattutto la lattuga della varietà gentile come questa, guarda che spettacolo Laura, guarda, è un fiore, oppure della lattuga a cappuccio che poi utilizzeremo in seguito. Facciamo una classica insalata, proprio insalata condita. Prima cosa bisogna lavare l'insalata. Tagliamo il picciolo, vedi il picciolo piccolo, indica che l'insalata è ancora fresca, e lasciamo che le foglie cadano nel lavello pieno di acqua. Accompagniamo un po' la rottura, un altro po'. Acqua fresca senza nessun additivo, è la cosa migliore. Tutti gli altri additivi servono solo a far spendere soldi alle massaie. Agitiamo molto energicamente dentro il lavello in modo che quel grano di sabbia che è rimasto attaccato possa staccarsi. Lasciamo riposare 20 secondi proprio perché la sabbia abbia il tempo di depositarsi. Non serve lasciare l'insalata in ammollo più tempo. Anche se l'insalata fosse un po' avvizzita, non serve a niente recuperare acqua. Andrebbe soltanto a disperdere i sali minerali, perché per osmosi i sali minerali passano da dove ce n'è di più a dove ce n'è di meno. Quindi lasciarli in acqua soltanto quel che serve. Sono passati 20 secondi e noi tiriamo su la nostra insalata e le mettiamo nel nostro asciugatoio. Vedi che è rimasto nel fondo un po' di sabbia, basta una volta solo, sapete, perché l'insalata già è stata lavata in azienda prima della partenza dall'azienda agricola. Ecco, noi veniamo qua, energicamente giriamo finché si asciughi. Per qualche secondo? Sì, adesso è già asciugato, non serve. Prepariamo il condimento. La cosa più semplice di questo mondo, il cosiddetto condimento all'italiana, con sale, aceto, pepe e olio. Però cominciamo intanto nel fare un qualcosa di ben fatto. Allora, prima di tutto, mettiamo il sale nel fondo della nostra terrina, poi a dove andremo. Non ne serve molto, perché l'insalata di Lusia è sapida di per sé stessa, quindi qualcuno può anche non utilizzarlo. Tanto per far vedere lo utilizziamo. Dopo del sale ci mettiamo l'aceto, in questo caso utilizziamo dell'aceto balsamico. Non l'olio, l'aceto. Mettiamo l'aceto subito sopra il sale in modo tale che l'aceto con la sua acidità misciogli il sale. E quindi non sentiremo poi il granino di sale nell'insalata perché è già stato completamente sciolto. A questo punto ci mettiamo il pepe, una macinata di pepe in base a quanto uno, e ci aggiungiamo l'olio, sempre un buon extravergine d'oliva. Per non sbagliare, per condire delle insalate buone, prendete un olio buono. Se prendete un DOP, siete sicuri che poi vi piace di più il pugliese, il siciliano, l'umbro, o quello del Gardo, di Colli Iberici, di Colli Ugari, magari sono nostri, ma sempre olio. Andiamo ad emulsionare l'olio con l'aceto, il sale, quel po' di pepe che ci abbiamo messo. Quindi vedi che anche il nero dell'aceto si è trasformato assieme all'olio in un grigio lucente. L'emulsione è fatta, vedi che quasi diventa un po' cremoso. Questo è il momento giusto. E allora ci mettiamo dentro la nostra insalata. L'insalata che non andremo a tagliare con il coltello. Mi raccomando Laura, mai usare il coltello sulle verdure. Perché vedi, se tu prendessi un microscopio e guardassi questa foglia di insalata, vedresti che è fatta di tante piccole bolle. Sai come quei film da imballaggio che hanno le bolle piene d'aria? Ecco, solo che in queste bolle, anziché esserci d'aria, c'è il liquido che contiene i sali minerali e le vitamine. Se noi le andiamo a tagliare con il coltello, taglieremo queste bolle, queste cellule, e avremo una dispersione. Se invece la spezziamo con le mani, lo strappo avverrà sempre lungo il margine foliare. E quindi non andremo a disperdere niente, per carità. Abbiamo detto una cosa interessante, che forse non tutti sanno, no? E allora, dell'insalata che qualcuno dice che costa anche cara, io dico di no, ma visto che costa anche cara, non andiamo a disperdere niente di quello che possiede, di quello che contiene. Quindi stagliuzziamo
spezzettiamo in maniera un po' grossolana. Al limite poi il commensale ha sempre il coltello se vuole tagliarsela di più, ma un'insalata così tenera la puoi mettere in bocca che si mastica benissimo, non c'è nessun problema. Bene, Una volta che abbiamo messo, non facciamo altro che mescolarla in maniera che tutta quanta l'insalata entri a contatto con l'emulsione d'olio che abbiamo fatto sotto. Vedi? Ecco, a questo punto direi che l'insalata è pronta e può essere un buon contorno, ma può essere anche un ottimo antipasto. Grazie Renato. Prego. Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Veneto. Porta in tavola la salute.